libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Oh, carissimo Andrea, grazie per avermi proiettato, grazie alle magiche onde di Radio Libertà sugli schermi e dentro i padiglioni auricolari delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori, amiche e amici miei. Banon dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Chilometro Zoom, il criso microfonato programma di Radio Libertà, è vero, vincitore del microfono d'oro 2024, categoria ambiente. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata. Avete visto che bella cravatta di tartan, puro poliestere di fine anni 70 che c'ho? Questa è la puntata numero 850 di oggi, venerdì 27 settembre dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Lorenzo si aggregherà tra non molto perché abbiamo avuto qualche misunderstanding sull'orario di partenza, ma ci siamo, non vi preoccupate. La trasmissione, come vedete, va regolarmente in onda e naturalmente stasera avremo anche un ospite di riguardo, il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, il quale avrà molto da dire anche lui, visto che c'è il G7 agricolo in corso. Insomma, avremo molto da dire, poi ci collegheremo anche con Federica Toselli, è tempo di mele, quindi parleremo anche di questi argomenti. Avremo alle 19 naturalmente, come sempre, Ale Musella. Allora, i nostri soliti caveat: date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati e troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. Ma attenzione, fesso chi non legge radiolibertà.net, perché non sa cosa si perde. Radiolibertà.net è diventato un giornale online, ladies and gentlemen, e quindi su questo bellissimo giornale online voi ci potete trovare, e lo ascolterete alle 18, i Liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, ci potete trovare i giornali visti da Giulio Cainarca, ci potete trovare Vittorio Feltri, come sempre in forma smagliante, le firmissime, le videopillole. Ma perché cacchio non venite a visitare radiolibertà.net? Fatevi furbi. Ve lo ricordo ancora una volta, fesso chi non legge radiolibertà.net. E adesso le coordinate a cui noi incrociamo: 0292947222 se volete telefonarci, oppure 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, che dir vogliasi. Diamo anche un'occhiatina. Oh, eccolo che è comparso con il suo, come potremmo dire, con il suo pizzetto da Cucador de Muchachas, bello come il sole. Ma voi non sapete, tra poco voi non sapete in quale luogo sacro egli andrà in pellegrinaggio tra qualche giorno. Signore e signori, il conquistatore dei sette mari, il Rosa della rete a Tramaglio, il virtuoso della calata senza asciutta, e soprattutto, come potremmo dire, il Michelangelo del motore turbocompresso marino. Signore e signori, Lorenzo Viviani, eccolo qua. Ciao. Grazie della presentazione. Controlla un attimo che non ti abbiano messo qualche sostanza psicotropa nel cibo,
caro amico, più Perché che c'ho barba, avuto perché una mi sento missione. una barba da centro sociale in questo periodo, però mi piaccio così, c'ho un po' la faccia da comunista in verità. No, io me la sono fatta prima di andare in onda perché non mi piace andare in onda con la barba lunga. Lo so, lo so, lo so. Poi hai lo visto so. che cravattazza che mi sparo stasera? Ah, uno spettacolo, uno Qui nel spettacolo. 1979 è tempo di Tartan, mio caro. Meraviglia, meraviglia, meraviglia. Partecipazioni statali, botta al 15% e debito pubblico, così si fa, prima Repubblica. Grande, grande Antonino, una puntata ricca questa qua, mi viene da dire, poi ne parleremo in lungo e largo durante la trasmissione, perché insomma parleremo anche di frutta, in una maniera un po', non so se hai... parleremo di fruttiere anche, di fruttiere molto strane. Parleremo... Sì, ecco, sì, delle fruttiere che vanno prese di petto, però... Beh, ma la spiegheremo, perché non parleremo solo di duroni, ma anche di fruttiere che vanno No, prese... ma io ti dico, cioè, ti voglio raccontare questa cosa. E non raccontarmela, non raccontarmela, non raccontarmela. Già la scorsa volta hai rischiato il licenziamento, quindi noi dobbiamo cominciare. Regista, se sei in linea, ora non mi ricordo chi c'è in regia oggi, però mi raccomando, devi cercare... Ok, Michele. E Andrea è il È regista, Andrea, che tra grazie. l'altro Mi saluto, raccomando, gli auguro buon lavoro. se hai, bravo, bravissimo, intanto buon lavoro ad Andrea, giustissimo, sempre, però te dovresti avere come una sorta di spina, non so se c'è una ciabatta, qualcosa su Radio Libertà dove sono collegati tutta la trasmissione, no? E te devi staccare, essere pronto a staccare la corrente quando noi cominciamo i nostri deliri, perché ne fa della nostra salute e del posto di lavoro di Antonino, io te lo dico, quindi, e anche del tuo alla lunga, secondo me. Direi anch'io, però senti, no, vabbè, l'anno era il 1991, tu sei troppo giovane per ricordarlo. Insomma, subito dopo la caduta del muro di Berlino, molti di voi ricorderanno che venivano i polacchi, arrivavano con questi autobus scassatissimi. Ne ricordo uno, ci ho viaggiato in coda, faceva una puzza di nafta agricola. Voglio ricordare agli ascoltatori che Antonino Danna non ha 122 anni, ne ha esattamente 2 più di me, quindi posso dirlo in diretta, tanto non è un problema. Sì, prego. Vai verso 44, sei degli anni 80, anzi sei del 1980. Sì, ma io me ne ricordo. A 10 anni, ma come puoi ricordarti queste cose? Cazzica, se me lo ricordo. Guarda, i miei ricordi vanno dal 1983 in poi, per cui... A dei 3 anni. Porca sì, sì. E allora, stavo dicendo... a un certo punto voi ve lo ricorderete, i polacchi cominciarono ad arrivare con questi autobus sgrausi. Ne ricordo uno, appunto, ci ho viaggiato appresso per chilometri senza poterlo sorpassare, o meglio, mio padre non poteva sorpassarlo, bruciava nafta agricola, faceva una puzza da fare schifo, ancora me la ricordo. Però loro facevano tappa nei paesi più grandi d'Italia e portavano cose da vendere, tipo per esempio orologi, i famosi orologi russi Vostok, oppure portavano, come si dice, oggetti tipo per esempio, io ho 2 maschere antigas dell'Armata Rossa, che piacciono. Sì, mio padre le comprò perché disse, se dobbiamo fare per caso qualche bagno chimico in campagna, possono essere sempre utili. Sono lì dal 1991, nessuno le ha mai toccate. E poi un bel giorno, mi ricordo, siamo andati, abbiamo comprato una bilancia, sai, quelle che si appendono, che si usano anche nei mercati del pesce, quelle appese dal soffitto che c'hanno il gancio sotto, no? E tu vedi sul quadrante quanto pesa. Ed era questo donnone felliniano che ce lo vendette, parlava ovviamente polacco, per qualcosa come 3.000 lire dell'epoca. È roba che doveva durare, perché non essendo figli del capitalismo, quindi del fatto che le cose comunque dovevano essere soggette a essere comprate e ricomprate, erano quelle cose che dovevano durare secoli. Sì, ma dopo 35 anni infatti ancora è buttata in un angolo. Addirittura. Sicilia funziona, funziona. Grande compagno Danna, grande compagno allora Danna. Io ricordo che mio fratello gli ha allungato 3 banconote da 1.000 lire, ve le ricordate quelle con la Montessori, ma prima ancora quelle con Marco Polo, proprio una delle ultimissime, che di solito ci scrivevano pure sopra. E lei per dargli, erano 5.000 lire, comunque lei gli dovette dare il resto.
Sai che gesto ha fatto? Infilò una mano nella scollatura e tirò fuori i soldi dal reggipetto e glieli contò. Gli contò 2000 lire tiepide di reggipetto. Ed è un gesto che ti dico, facevano anticamente le contadine, ma io ne avevo sentito favoleggiare, non l'avevo mai visto fare in tutta la mia vita un gesto del genere. Chissà se le nostre ascoltatrici usano ancora Non penso come che... cassaforte, però voglio dire, al di là della battuta, fece questo gesto che io, credimi, ho trovato di un'antica poesia, e se posso dirlo, ora sto veramente parlando in maniera seria, per citare Pasolini, la grazia, quando lui diceva, dice, io credo nelle persone che hanno la grazia, e la grazia è o la trovi in un altissimo grado di erudizione, oppure al massimo in persone che hanno fatto una quarta elementare fatta bene, ma che sono semplici. Tutto il resto è contaminato, hai ragione, tutto il resto sì, è contaminato. E credimi, quel gesto, ti ripeto, qui non c'è niente di ironico, giuro, non sto parlando né di ironia, non sto parlando di che ne so, della mitologia di Hussein o il seno, quel racconto del 1972 dove un tizio si sveglia ed è diventato un'enorme tetta. No, non sto raccontando niente di tutto questo, sto parlando proprio di poesia. Fu un gesto veramente la grazia, quella di cui parlava Pasolini, e mi è rimasto impresso per la sua naturalezza e semplicità, giuro. Una cosa veramente che ancora oggi mi tocca in un certo senso. E quando io oggi pomeriggio ho visto, al di là delle battute, quel particolare tipo di espositore delle mele nel senso di frutta, e vi posso garantire che sono rimasto un po' così, perché hai avuto quella sensazione, insomma. Sì, mi ha ricordato proprio quello che diceva il vecchio Pierpaolo, per cui sai, un momento di poesia, lo posso dire, sì, è stata poesia, campagnola, semplice. Sono le 17:50, tutto questo per, insomma, abbiamo un po' divagato sui temi agricoli, comunque sia il bello della diretta, anche perché poi vi spiegheremo bene il motivo, perché non so se la nostra Federica ce lo spiegherà lei, ce lo spiegherà quest'anno, questa volta non scappa neanche dai nostri doppi sensi, purtroppo, povera Federica. E oggi invece però parleremo di G7, fammi dire, quindi sì, avremo dei temi agricoli molto importanti, fra parentesi, a quel che sembra, insomma, nel pre-G7, quello che insomma hanno fatto le associazioni agricole, che hanno visto gli stand, che hanno visto, diciamo, un po' la vetrina dell'Italia al mondo, è andata molto bene a quanto sembra in quel dell'Ortigia, quindi anche un posto meraviglioso dal punto di vista culturale, naturale, in quella Sicilia, la più bella Sicilia, fammi dire, dimmi se mi sbaglio Antonino, tu che sei cultore sicuramente molto di più della terra siciliana, comunque è un posto meraviglioso, certamente una delle parti più splendide, sì. Con questo nome Divinazione, che riprende un po' la parte del vino, quindi si è parlato anche tanto di vino, di tante cose, con questo gioco di parole, e quindi avremo un ospite speciale, non lo dico perché ogni volta che diciamo qualche ospite a cui tengo, poi per qualche motivo ci pacca, non riusciamo a contattarlo, al cellulare scarico, quindi dopo le 18 vediamo solo quantiamo e almeno ci parlerà un po' di delle impressioni. Fra parentesi, in questi giorni invece si apre proprio il G7 vero, quindi insomma l'incontro fra i ministri dell'agricoltura, parliamo del G7 dell'agricoltura, scusate, non l'ho specificato, e quindi insomma tanta carne al fuoco, anche perché poi insomma proprio diciamo il fulcro sul tema dei cambiamenti climatici, sul fatto dell'adattamento della nostra agricoltura tecnologico, sul fatto di fare agricoltura sempre in maniera migliore, sul fatto delle esportazioni, delle importazioni, della reciprocità negli scambi, nelle regole da seguire, quindi c'è veramente tanta carne al fuoco, tanta innovazione che soprattutto arriva dall'Italia, fatemi dire, perché l'agricoltura di precisione, ad esempio, sicuramente è un settore importante a livello italiano, quindi di insomma, migliorare le pratiche agronomiche grazie all'ausilio anche della tecnologia. Insomma. Quindi insomma, avremo tanto di cui parlare in questa ora agricola. Infatti io vorrei partire con una notizia che ci arriva dalla nostra affezionata Lina Fiordellisi, perché lei che è portavoce ovviamente di Conf Cooperative ci gira questo comunicato ed è Fedagripesca Conf Cooperative
presenta al G7 di Siracusa il piano per il rilancio del comparto agroalimentare e della pesca. E allora vi leggo questo comunicato stampa, perché così raccontiamo anche un po' tutte le organizzazioni di settore. È necessario riprendere il dialogo internazionale, dar vita a una nuova stagione di accordi bilaterali di libero scambio dell'Unione Europea con le principali economie mondiali, che hanno finora garantito benefici alle imprese italiane, con la progressiva apertura di mercati come quello giapponese, canadese, latinoamericano e la conseguente crescita delle vendite internazionali dell'agroalimentare italiano. E questo è uno dei punti strategici del manifesto di Confcooperative Fedagripesca per un'agricoltura, una pesca e acquacoltura sostenibile e competitiva, che la Federazione ha presentato al Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida al margine del G7 di Siracusa. In un contesto internazionale sempre più complesso, si legge nel documento, i sistemi alimentari si trovano al centro delle sfide relative alla salute degli ecosistemi, la giustizia sociale e benessere globale. La crisi climatica, le pandemie e le disuguaglianze alimentari richiedono un ripensamento profondo delle nostre strutture alimentari. Le cooperative agricole e agroalimentari e della pesca, come modelli di aggregazione e sostegno agli agricoltori e ai pescatori, possono giocare un ruolo cruciale per garantire la sostenibilità e la resilienza non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Il documento elenca diversi asset strategici: l'importanza della reciprocità, il riconoscimento degli standard di qualità e delle norme europee in materia di sicurezza sul lavoro, cambiamento climatico globale, gestione del rischio, accordi di libero scambio, investimenti in ricerca e innovazione, ricambio generazionale, nuovo patto per la pesca per tutelare il reddito dei pescatori, rilanciando investimenti e favorendo una nuova occupazione, soprattutto giovanile, in un'ottica di corretta sostenibilità non solo ambientale. Secondo il presidente di Fedagripesca Confcooperative, Carlo Piccinini, è cruciale che i leader mondiali riconoscano e supportino le imprese cooperative come parte integrante delle soluzioni ai problemi alimentari globali. Le cooperative sono lo strumento che garantisce l'accesso anche dei piccoli produttori a un mercato globale sempre difficile, anche se in alcune filiere la retribuzione degli agricoltori è troppo bassa. Incoraggiando l'aggregazione e integrazione delle piccole e medie imprese agricole, possiamo contribuire a stabilizzare i sistemi alimentari globali, assicurando così un accesso equo al cibo per tutti, garantendo un futuro più sostenibile, resiliente e giusto per il settore agricolo, nonché per la società nel suo complesso. Lorenzo, che ne dici? Dico che sono assolutamente parole da sottoscrivere, però insomma è quello che dovrebbe essere portato avanti. Io sai come la penso sinceramente su questo tema, soprattutto sull'agricoltura. Grazie all'Europa abbiamo cambiato l'alimentazione, grazie all'Europa, al mondo occidentale abbiamo cambiato il modo di alimentarsi, abbiamo permesso di fare dei progressi fantascientifici e hanno copiato la nostra agricoltura. Ora dobbiamo essere noi come mondo occidentale che deve fare il passo successivo, cioè di andare verso una sostenibilità, a farci seguire da altri paesi. Andarsi a gambizzare con la sostenibilità, che è una parola che io purtroppo, guarda, io la amo e la odio allo stesso momento, perché viene utilizzata come, uno non sa cosa dire sostenibilità. Oggi, come ti sembra da tempo, è sostenibile. Ormai in qualsiasi cosa c'è sostenibilità. Diamogli una parola seria. Sostenibilità deve essere dal punto di vista ambientale e dal punto di vista economico. Abbiamo fatto grande il mondo agricolo grazie alla variabilità genetica che è stata migliorata delle piante, che ha permesso di sfamare intere popolazioni. Abbiamo fatto delle opere infrastrutturali, abbiamo solamente creato i presupposti per dall'agricoltura, dalla meccanizzazione dell'agricoltura, si è avuto anche lo sviluppo e la possibilità di fare insomma dei passi da giganti su tanti altri settori, perché semplicemente abbiamo tolto la fame per grandissime fasce di popolazione mondiale e, fra parentesi, dato odierno, siamo ai minimi storici per quanto riguarda la fame del mondo, una cosa vergognosa che ci sia ancora presente, ma in questo momento, grazie al mondo agricolo, grazie al progresso del mondo agricolo, quindi non criminalizzando il settore agricolo, si riesce ad raggiungere questi risultati. Questo deve servire al mondo occidentale a capire che non deve sempre essere e guardarsi al passato come qualcosa di nefasto, ma abbiamo fatto delle grandissime cose. Adesso la grande sfida è quello che mi verrebbe da pensare a questo G7, dovrebbero pensare a queste cose, soprattutto i grandi del pianeta, è che deve esserci il passo successivo, ma deve essere una guida come è stato sempre l'Occidente anche per gli altri paesi.
Sviluppo tecnologico e sostenibilità vera, che deve essere legata all'economia però dei paesi. Semmai facciamo solamente un regalo a chi produce ancora in maniera sbagliata. Allora, con questo tema, con questo caveat, noi ci fermiamo per il momento. Ora, liberamente, con il direttore responsabile di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, e poi torniamo con Frank Zappa, Montana, 1974, tra poco. Io amo Antonino Danna. Pure io, sporcaccione. Avete